Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come sapete, da queste parti siamo ampiamente convinti che un pezzo rilevante di magistratura italiana esondi da anni, da decenni, dal proprio ruolo all'interno di un corretto equilibrio dei poteri nella cornice di una democrazia liberale. Siamo convinti che almeno dal 1992 vada in scena in Italia più riprese quel circo mediatico giudiziario che ha un obiettivo preciso: mettere nel mirino il nemico politico nell'interesse di una parte politica. Recentemente al direttore del giornale che ha riepilogato la storia di questa anomalia italiana, un'anomalia che a nostro giudizio sfocia nell'anomalia suprema del caso Open Arms di questi giorni, per cui un ministro della Repubblica, nel caso Matteo Salvini, ma poteva essere chiunque, sarebbe stato anomalo comunque, deve rispondere in un tribunale della linea politica che ha sostenuto al governo su un tema rilevante dell'agenda politica contemporanea come l'immigrazione, cioè il cortocircuito definitivo dei poteri. E non solo non ritrattiamo tutto quanto riepilogato sopra, ma lo rivendichiamo e lo ribadiamo una volta di più. Detto questo, grazie a Dio la variabile individuale è decisiva, grazie a Dio le idee camminano sulle gambe degli uomini, che vuol dire sempre dei singoli uomini, e ovviamente questa variabile individuale è decisiva anche dentro la categoria dei magistrati. E infatti stasera vogliamo stendere nel nostro piccolo un elogio incondizionato di un magistrato prestigioso, che si chiama Bruno Cherchi, è il procuratore capo di Venezia. Perché ne parliamo? Perché oggi c'è stata l'udienza di apertura del processo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo ricorderete tutti perché fu un momento ovviamente di grande emozione della nazione, dato veramente lo sbigottimento che si crea di fronte a un ragazzo che si accanisce con questa violenza ingiustificata e ingiustificabile contro la sua, ex ragazza. Ma perché noi vogliamo stendere un elogio di Bruno Cherchi? Perché a margine dell'udienza, intervistato, ha rilasciato il seguente virgolettato che andrebbe scolpito nelle aule, nelle facoltà di giurisprudenza, nei giornali, in tutti gli interstizi, decisivi della società civile. Questo non è il processo contro i femminicidi, ma un processo contro il singolo che si chiama Turetta e che risponderà dei reati che gli sono stati contestati. Se si sposta questo quadro a obiettivi più ampi, si snatura totalmente il processo. Il processo non è uno studio sociologico che si fa in altre sedi, il processo è l'accertamento di responsabilità dei singoli. Potremmo chiuderla qui. Ringraziamo che esistano magistrati come il dottor Bruno Cherchi, che in poche frasi ha annichilito l'insopportabile luogo comune andato in scena sull'omicidio Cecchettin, che è stato un secondo scempio contro Giulia, perché voi lo ricorderete, tutti i circoli femministi nostrani, il mainstream progressista, i giornaloni, questa cosa prese piede ovunque. Si diceva che Turetta era un figlio sano del patriarcato, si chiamava alla responsabilità i maschi italiani in quanto tali. Alcuni maschi chiedero scusa di essere maschi, cioè di appartenere allo stesso genere di Turetta. Si fece una retorica enorme appunto contro il maschio bianco occidentale, mentre en passant, quando gli assassini sono altri maschi, allora ridiventano casi di cronaca. Insomma, si fece una becera ideologia
su questa tragedia che scomoda responsabilità individuali e tragedie individuali come quella di Giulia, che purtroppo non c'è più, e della sua famiglia. È Bruno Kerchi ha ripristinato i fondamentali. La responsabilità è sempre individuale, non si può fare sociologia a partire da una tragedia e da un caso giudiziario, non è sotto processo il patriarcato, è sotto processo un maschio italiano che ha fatto una cosa aberrante e di cui noi ci auguriamo la condanna più esemplare possibile. Grazie a tutti, a domattina.